Tragedia nel primo pomeriggio a Sarego, in via Palazzetto, a Monticello di Fara. Un uomo di 58 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro verso le 13:30 stava percorrendo la strada quando, per causa in fase di accertamento, ha sbandato uscendo dalla carreggiata. Il mezzo è finito nel fossato sul lato opposto della strada in mezzo alla campagna. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Inutili soccorsi. Il personale sanitario, intervenuto celermente, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per chiarire l'esatta dinamica. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. È l'ennesima tragedia della strada nel territorio comunale di Sarego, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sul rischio, sempre presente anche nei tratti apparentemente più tranquilli come quello di via Palazzetto.